Ecco, c'avevo il dubbio, no? C'avevo il dubbio, perché ieri ci sono presenze del Vice. No, semplicemente ieri mi è volato iPhone. Sembra c'è un fantasmino. iPhone a 60-70 all'ora volato in coda di Venezia Street. Non è reato. Si è danneggiato. D'altronde se lo tieni in tasca, in una tasca molto poco chiusa, anzi molto morbida, molto fluente, sgargiante, è capace che sia cadente. In ufficio si è ricominciato a lavorare. Oggi è il 9, ho fatto le vacanze del bambino, quelle scolastiche time, ogni tanto levo per andare in barba al copyright. Pink Floyd a farmi compagnia. Anche qui io non so se si vede nel Vice, forse nel Vice si vede perfetto, non lo so se questo è un fantasmino, no? C'è un meno. Comunque il vetro è tutto crepato, non è reato e va sostituito. D'altronde anche i riparatori di telefonini dovranno lavorare, no? E secondo me sto male. Ho ricominciato a prendere contatti, ho pianificato la settimana prossima, ho fissato un po' di appuntamenti. Mo sono le 7:05 e me ne vado serenamente a fanculo presso il tetto coniugale. Ma secondo te sto male, a parte che sono offuscato? Snaus, ma mouse, lo voglio pubblicare per capire, ma credo che si vedrà proprio Snaus. E il telefonino ha fatto Snaus e non riparaus, c'è di peggio, Via Raus.